Abbiamo letto una bellissima intervista all'85enne, grandissimo musicista, trombettista, jazzista italiano tra i più noti al mondo, Enrico Rava, sul Corriere della Sera di oggi. Gustatevela a pagina 27 e abbiamo ascoltato un suo pezzo, uno dei tanti meravigliosi pezzi, qui con Stefano Bollani al pianoforte e appunto Enrico Rava alla tromba, magica, magicissima tromba, un pezzo meraviglioso. Poi nella mattinata ascolteremo altri brani di questo grande artista italiano. Intanto, come vi dicevo prima, con noi, come tutti i mercoledì, Alessandro Morelli, per la rubrica appunto l'Italia da fare. Alessandro Morelli si occupa, come sapete, dal Palazzo Chigi, come sottosegretario, di coordinare la politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici. Buongiorno Alessandro, grazie intanto per essere con noi. Buongiorno a te Giulio e buongiorno agli ascoltatori. Ho visto che non ti convince la logica di Ilaria Salis a proposito dei carcerati e dei detenuti stranieri. 75% di stranieri a San Vittore, ergo il carcere è razzista. Ti convince molto di più invece Elon Musk, mi par di capire, che ha detto che dovrebbe essere quel pazzo di pubblico ministero che ha chiesto 6 anni per Salvini ad andare lui in galera per 6 anni, dicendo bravo a Matteo Salvini. E adesso, al di là delle battute di Elon Musk o di Ilaria Salis, per rimanere al tema di Matteo Salvini, mi pare che tutto si stia buttando all'italiana un po' in burla, però la questione lì è molto pesante, no? Allora, cos'è la Ma politica se è sotto schiaffo di un pubblico ministero? la questione è più che ridicola e drammatica, perché siamo di fronte a una situazione per la quale appunto abbiamo una sinistra che continua a proporre degli spunti totalmente irrealistici, appunto la chiusura delle carceri, la possibilità di occupare liberamente le abitazioni altrui, eccetera, eccetera. Nei giorni scorsi ho avuto un incontro televisivo con un esponente di sinistra e esattamente ho riproposto le polemiche, stavolta diciamo un po' più azzeccate, che di solito ci lanciano nei nostri confronti. Ti ricorderai, Giulio, quando e quanto avvengono casi nei quali insomma dei personaggi stravaganti alzano un braccio destro e noi andando in televisione ci dicono: ma lei di fronte a questi fatti abiura questi comportamenti, cosa che detto a un leghista che ha il federalismo nel DNA, quindi diciamo antonomasia è il simbolo dell'antifascismo, è piuttosto ridicolo. Però ci costringono a dover rispondere, a non dover riescono a non permetterci di dire quello che vorremmo dire in realtà. A questa signora del PD ho chiesto nei giorni scorsi: ma scusi, ma lei di Ilaria Salis, e cosa mi fa? Ma cosa mi interessa? Ma adesso c'è alleata con Ilaria Salis in Europa e state cercando di fare questo campo largo con questi esponenti. Quindi che cosa dite voi di questo tema? Chiaramente in tutto questo diciamo il fronte delle ragioni che la Lega ha avuto negli scorsi anni e sono un po' delle vittorie di Pirro che oggi si stanno affastellando sono abbastanza evidenti. La prima chiaramente riguarda il tema del processo nei confronti del ministro dell'interno Matteo Salvini, che conoscete tutti, quindi è inutile che io stia a ricordarlo, questioni che magari sono meno note, ma che stanno colpendo comunque l'opinione pubblica e finalmente diventano una realtà, perché le avevamo dichiarate già negli anni scorsi. Vi ricorderete quando la Lega diceva: servono delle classi per i bimbi che abbiano una certa percentuale di bimbi stranieri, altrimenti non esiste né l'integrazione né i bimbi italiani potranno integrare con gli stranieri. C'è una polemica a fondi in questo periodo dove i 13 bambini italiani in una classe sono stati ritirati dai loro genitori dalla scuola. Noi che siamo milanesi, Giulio, possiamo testimoniare il caso della storica scuola Paravia, dove la Lega, quando c'era il 70% di immigrati, diceva appunto bisogna permettere l'integrazione e non creare dei ghetti, e quello era il modello della sinistra milanese e lombarda come uno spunto multiculturale. Oggi in quella scuola, nelle classi, c'è il 100% di immigrati
e non perché non ci siano italiani che possono andare in quella scuola, ma perché i genitori molto semplicemente i figli italiani non ce li mandano. Ecco Alessandro, tu hai scritto a proposito della richiesta di condanna ai danni di Matteo Salvini che questa richiesta è coerente con un vero e proprio piano eversivo targato sinistra che usa l'immigrazione per modificare le basi della nostra società. Questa è un'affermazione politicamente molto pesante, no? Necessita almeno un commento, un ragionamento in più, secondo me, o no? Giulio, noi assistiamo a fatti che, diciamo, presi singolarmente, rientrano nella polemica, no? Cronaca o altro, o nella polemica politica, e ci fanno sobbalzare rispetto appunto a delle tesi che sono quelle appunto migrazionisti. Ti faccio degli esempi. Oltre alle classi separate, dove appunto la Lega già negli anni scorsi è stata accusata pesantemente di razzismo in company, quando questo assolutamente non esiste, ma sottolineo per esempio il ritorno a fondi, in classe c'erano 2 bimbi italiani su 18, è evidente che le madri italiane insomma fanno dei ragionamenti. Ma ti sottolineo l'insegnante che vuole togliere il crocifisso senza alcuna richiesta da parte peraltro delle persone, dei figli degli immigrati e delle famiglie immigrate, l'insegnante che sceglie di chiudere la scuola durante il Ramadan, proprio perché c'è tutta questa tesi per cui bisogna integrare, ma ancora le associazioni che virano verso l'accoglienza di questi presunti immigrati che poi molto spesso si rivelano clandestini, il percorso che tocca chiaramente i magistrati che stanno in questo periodo colpevolizzando Salvini, ma anche i servizi sociali nei comuni, eccetera, eccetera. Questo è sostanzialmente un piano della sinistra senza una regia che indichi al magistrato, all'insegnante, all'operatore del servizio sociale o altri di andare in quella direzione, ma essendoci una base ideologica in cui tutte queste persone condividono l'obiettivo, tutti vanno in quella direzione senza avere un ordine diretto, senza dirgli adesso da domani togli il crocifisso. Stessa cosa purtroppo la stiamo vedendo per quanto riguarda il tema del WOC e della cancellazione delle nostre culture. Gli insegnanti stanno andando tutti in quella direzione senza un indirizzo che sia un indirizzo politico o altro, e questo è un piano eversivo della sinistra che, ribadisco, non ha una pianificazione, ma è un obiettivo condiviso da chi ideologicamente occupa degli spazi, qualunque tipo di spazi, e delle responsabilità, a volte anche pubbliche, che vanno in quella direzione. Dunque, ora, per tanti anni noi abbiamo polemizzato sui giornali, qui a Radio Libertà, quando avveniva il caso. Ora, se noi uniamo tutti i punti, capiamo che non è un caso, ma è una strategia che hanno applicato per tanti e tanti anni. Tanto il ragionamento che loro fanno è un ragionamento di sistema, cioè non devono ottenere, come chiediamo noi, l'autonomia differenziata nell'arco di pochi anni. L'importante è arrivare all'obiettivo, e quindi l'obiettivo, se si ottiene nel 2020 o nel 2030, la differenza non c'è. L'importante ideologicamente è quello di raggiungere l'obiettivo. Allora, sentiamo anche magari l'opinione di chi ci sta ascoltando, apriamo le linee su queste questioni allo 02 92 94 7222. Ripeto, chi vuole intervenire con Alessandro Morelli può farlo, 02 92 94 7222, oppure i messaggi via WhatsApp, anche audio, al 340 6709 659. Abbiamo appena letto dalla rassegna stampa di oggi le parole di Matteo Salvini, no? Il quale ha detto rispetto alla magistratura, fondamentalmente, sto ricevendo anche messaggi da magistrati e pubblici ministeri che mi appoggiano, che si dicono solidali con me, però adesso tolleranza zero, fra virgolette, per le ONG, no?
parallelamente abbiamo proprio letto oggi su Avvenire un articolo dedicato alle reazioni del signor Luca Casarini, il quale ha ricevuto qualche ispezione sulle sue navi pro migranti e subito grida al complotto. Sono ispezioni mandate perché noi ci siamo schierati contro Salvini, parte civile, eccetera, eccetera. Lascio a te un breve commento, ma c'è già un ascoltatore in linea. Se permetti, allora lo sentiamo e poi a te la parola, Alessandro. Certo. Pronto? Ciao Giulio, Nando da Pioltello. Buongiorno Nando. Cercherò di parlare con tutte le cautele del caso, anche se è una cosa un po' difficile, no? Alessandro Morelli ha parlato delle scuole che chiudono per il Ramadan, la famosa scuola di Pioltello, che in realtà non è a Pioltello ma è nel quartiere di Seggiano, l'area più degradata. C'è una parte di Seggiano che è stata riqualificata sia da una giunta leghista sia da una giunta rifondazione. Lì col tempo si sono insediate anche famiglie provenienti da Milano che fanno parte della comunità ebraica, ma c'è un'area, quella vicino alla scuola Iqbal Masih, che va su fino alla stazione, che è completamente islamizzata. Vi racconto un po' la storia di quel quartiere. Negli anni 60 sono stati mandati su a Pioltello al soggiorno obbligato un paio di malavitosi che provenivano da un paesino della Sicilia. Questi si sono portati dietro tutti i loro parenti, amici e familiari, vedendo che c'era lavoro nell'edilizia. Praticamente è venuto su tutto il paese, centinaia di persone, tanto che il consiglio comunale di quel paesino non si riuniva più là, ma si riuniva all'oratorio di Seggiano, perché abitavano tutti Nando, qua. però ti invito alla sintesi, perché sennò la facciamo lunga. Ho finito. Nel 60 a Pioltello si teneva la festa del santo patrono Sant'Andrea. Sai com'è andata a finire la storia? Che sono 40 anni che non si fa più la festa del santo patrono di Pioltello, Sant'Andrea, salvo qualche cosina interna all'oratorio, mentre si fa una processione mariana fatta dagli abitanti di quel paese della Sicilia. Con gli islamici sta succedendo la stessa identica cosa, sostituzione dei popoli. Allora, l'ho detta nel modo più gentile possibile, ma dovevo dirla, Giulio. Ciao. No, chiaro, insomma tu dici in tema di immigrazione, per usare un'altra formula, il numero è potenza, absit in iuria verbis. Alessandro, prego. Il nostro caro ascoltatore ha perfettamente ragione. Noi però dobbiamo guardare con attenzione appunto a focalizzare l'attenzione sulla strategia che la sinistra eversiva sta ponendo e che ha posto nel corso degli ultimi anni, decine di anni possiamo dire, ma che va esattamente nella direzione che per esempio anche la democratica Kamala Harris sta promuovendo negli Stati Uniti. Cioè qui stiamo parlando veramente di un fronte eversivo nei confronti della nostra società che va a livello internazionale. Mi sta capitando di andare in alcuni paesi europei e vi assicuro che la situazione raccontata e raccontarla rende molto meno rispetto a vedere quali sono determinate realtà di fronte appunto all'ideologia gender, di fronte a questa pseudo-integrazione che non è assolutamente purtroppo non ha portato i risultati sperati nel corso degli ultimi anni. Dicevo, raccontarla non è sufficiente, è proprio necessario andare fisicamente per testare con mano. Nei giorni scorsi c'è stata una polemica riguardante un ragazzo di Bari, senza superare i confini. Un ragazzo di Bari che è venuto a Milano per sostenere un concorso pubblico e si è ritrovato in una situazione poco urbana, inaspettata. Ma guardate che questo ragazzo dice: mai mi sarei immaginato, ma questa purtroppo è la realtà che in molte grandi città del nord i nostri concittadini stanno vivendo in maniera abituale, e il fatto grave è che attraverso appunto la teoria della nonna bollita sostanzialmente ci stiamo assuefando a un sistema sociale che non è il sistema sociale che ci meritiamo, assolutamente. Tra l'altro Milano si può dire capitale della criminalità, dopo la pubblicazione degli ultimi dati anche sul Sole 24 Ore, quelli classici tradizionali, no?
Milano per numero di reati rispetto al numero di abitanti è al primo posto. Qua c'è poco da discutere, mi sembra. I numeri sono numeri. Sì, peraltro devo sottolineare come purtroppo Milano è, diciamo, la punta dell'iceberg. Se qualcuno si sogna di immaginare che tanto queste cose avvengono nelle grandi città e poi non avverranno nei piccoli centri, appunto questa è un'utopia più che un sogno, perché Milano è appunto la grande città, e la ricchezza della grande città chiaramente attira per prima certe situazioni che chiaramente, esattamente come il sasso nello stagno, si allargheranno sempre di più anche nelle aree, diciamo, di provincia. Ero a Pisa sabato sera, dove il bravo sindaco Conti mi raccontava di alcuni fatti di cronaca che francamente, insomma, rispetto alla grande città non sarebbero degni di nota, e dicevo: ma guarda che la vostra direzione, ma non perché Pisa sia particolarmente differente rispetto a una qualunque altra media città italiana, purtroppo la realtà diventerà sempre più complicata, e casi diciamo limite come quello della signora che ha investito il delinquente che l'aveva appena scippata, o altri casi simili, denotano come appunto ci sia uno scoramento da parte dell'opinione pubblica che poi motiva fatti gravissimi da condannare, perché sennò poi non voglio essere mal interpretato, ma che appunto sfociano in tragedie che nessuno mai avrebbe ipotizzato potessero avvenire in situazioni dove uno si immagina che la qualità della vita sia comunque medio-alta. Allora Alessandro, c'è Marco di Agrate che ci scrive al 340 6709 659. Saluto Alessandro e do massima solidarietà a Matteo Salvini, spero intervenga in radio. L'abbiamo invitato a farlo naturalmente Matteo Salvini quando vorrà. E un altro messaggio, Mario, completamente d'accordo con il nostro Morelli. L'ideologia di sinistra può essere esternata a qualsiasi livello senza che nessuno dica niente, il più delle volte sostenuta da organi di informazione, mentre esprimere un'idea di destra porta allo scandalo e alla gogna. Maurizio invece più critico fa qualche domanda. Chi è il ministro dell'interno? A che area appartiene? E che diciamo di Nordio alla giustizia? E Mattarella che gira ovunque e si dimentica del CSM? Scrive Maurizio. Alessandro. Purtroppo Maurizio non ha esattamente chiaro, molta parte dell'opinione pubblica non ha esattamente chiaro che evidentemente non basta la bacchetta magica, che ci sono persone nei ruoli anche apicali e che in quanto uomini hanno dei limiti, e adesso spiego anche le ragioni di questa affermazione, e il fatto che quello contro cui noi stiamo andando è un processo che dura da anni, da decenni. Finalmente c'è un partito, c'è la Lega, che segnala, avendo unito i punti finalmente, che non è una casistica che riguarda la politica, ma è un intero mondo che si sta muovendo, il mondo associativo, il mondo di alcune professioni. Mi riferivo prima ai servizi sociali dei comuni, che chiaramente hanno tendenzialmente una quota addirittura partitica, e il riferimento non alla debolezza ma al coraggio delle persone va a qualunque ministro. E cioè, mi spiego, voi caro Giulio, di fronte a quello che sta subendo Matteo Salvini, perché ricordiamolo, oggi anche alcuni leghisti mi hanno detto, nostri militanti mi hanno mandato dei messaggi, mi hanno detto con questa azione la magistratura, insomma, sta causando un boomerang rispetto ai propri obiettivi, perché la Lega sta tornando a parlare degli argomenti chiaramente che sono, diciamo, all'interno del suo DNA. Ma io devo sottolineare agli amici che mi hanno scritto, a te Giulio, a chi ci sta ascoltando, che di fronte e oltre alla vetrina, ai titoli di giornali, al ministro Salvini, vice premier che va in televisione, c'è l'uomo. E quell'uomo oggi, un padre di famiglia, una persona per bene, una figura che tantissimi militanti, e io e te Giulio abbiamo la fortuna di conoscerlo molto bene,
è una persona, un bravo ragazzo, oramai cresciuto, 51enne, che rischia 6 anni di galera. Ora capite perfettamente che, malgrado appunto Piantedosi non solo stia dimostrando di avere la schiena diritta, perché sta promuovendo e riportando in auge esattamente gli stessi decreti di sicurezza, chiaramente aggiornati, che proprio Salvini aveva fatto come ministro dell'interno. E comunque io sfido chiunque a porsi in maniera così diretta contro una magistratura che appunto ti può causare serissimi problemi dal punto di vista personale, dal punto di vista psicologico, dal punto di vista economico, perché sottolineiamolo, pagare avvocati per cause penali che appunto devono una volta al mese di fatto trasferirsi a Palermo o in altre regioni ha dei costi. Quindi vogliamo dirla anche questa cosa, che dietro all'azione pubblica e politica di un ministro che ha avuto le palle e la schiena diritta per fare quello che gli italiani chiedevano, oggi questo ministro da persona sta pagando un peso importantissimo. Ce lo vogliamo dire o Madama la Marchesa è tutto TG5, è tutto Radio Libertà, si va sui giornali, titoloni, però poi Salvini torna a casa, ha dei figli che deve vedere e quei figli gli dicono: ma papà, ma cosa sta succedendo? Ti mettono in galera. Ora parliamo anche dell'uomo Matteo Salvini, che oggi ha questo peso, e parliamo degli altri uomini che chiaramente devono prendersi le sue stesse responsabilità se vogliono mantenere la barra dritta rispetto a quanto annunciato agli italiani, e ribadisco, questo governo lo sta facendo sul fronte dell'immigrazione, ma che comunque si sentono il pericolo di dover subire queste gogne dal punto di vista giudiziario. Allora Alessandro, abbiamo una telefonata e 2 messaggi via WhatsApp. Pronto? Pronto, buongiorno. Chi è là? Sì, buongiorno. Prego l'ascoltatore o l'ascoltatrice di parlare perché è in onda. Sì, buongiorno. Ecco. Pronto? Allora, la regia mi segnala che c'è un ascoltatore. Se l'ascoltatore mi sta sentendo, può parlare perché è in onda. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei, prego. Sì, ciao Giulio, sono Manzoni. Ciao, ci siamo, ciao. Dunque, volevo sapere una cosa. In fattispecie che si parlava un sacco del caso Boccia, tutti i giorni, del caso di Salvini, che è nettamente più grave. Si parla meno. Mi senti? Sì, no, abbiamo capito. Si parlava del caso Boccia a dismisura, sì. Del caso di Salvini che è più grave, si parla proporzionalmente molto meno. Esatto. Bene, ti ringrazio. Invece del caso Salvini, che è nettamente più grave, si dice nulla. Che è chiarissimo. C'è un'altra telefonata, la sentiamo subito. No, è caduta, quindi ti lascio subito la parola, Alessandro, aggiungendo i 2 messaggi di cui dicevo prima, perché sono già le 9:27. Scrive Gianni da Genova: chiedi ad Alessandro, dato che nella prossima finanziaria si dice che non ci sono fondi, perché non riprendiamo i 14 miliardi messi nel meccanismo europeo di stabilità o schiavitù, come lo chiama lui, e continuiamo a fare i contributori netti dell'Europa, dando sempre 5-6 miliardi in più ogni anno. Un altro messaggio da Anna Maria da Vicenza: non ho fiducia nella magistratura, se sanno che io sono leghista magari avrei una più sicura condanna. Fabrizio: ho visto molti video sui poliziotti tedeschi mentre fanno ordine pubblico, come vengono minacciati o spinti, arrestano chi manca loro di rispetto. Quando lo potranno fare i nostri? E abbiamo anche un audiomessaggio per chiudere, lo sentiamo al volo. È il capitano, è un grande uomo, un grande politico, è molto coraggioso ed è molto bravo. Torno a votare Salvini. Viva Salvini! Gino.
Bene, Gino da Ostia ci ha mandato questo messaggio di ritorno all'ovile della Lega, se mi permetti. Allora, Alessandro, a te la parola. Sappiamo tutti che Salvini non farà nemmeno un giorno di carcere, scrive un altro ascoltatore, e il filmato che lui ha fatto è stato un errore. Profilo basso e non rispondere a nessuno, scrive ancora un ascoltatore. Appunto, per chiudere, Alessandro. Allora, quest'ultimo messaggio ci dimostra che stiamo facendo per bene, perché se da un lato il nostro ascoltatore Mangioni ci dice che se ne parla poco, dall'altro l'altro ascoltatore ci dice parlatene meno. Quindi la verità sta nel mezzo e Salvini sta facendo per bene ancora una volta dal punto di vista comunicativo il suo. C'è da dire oggettivamente che a parte Porro, a parte in questi giorni, a parte Radio Libertà che stanno il dovuto spazio e pochissime altre voci, peraltro tutte di centrodestra, adesso tu vai a vedere Repubblica, io l'ho fatto ieri per curiosità, vai a vedere Repubblica, dicevo, e vai in fondo, magari trovi le notizie riguardanti appunto il caso Salvini. Certo non è tra le primissime notizie della giornata, delle homepage dei principali giornaloni. Ma questo, diciamo, su questo la Lega oramai è abituata da tempo, diciamo che abbiamo le spalle larghe su questo. Ti ricorderai quando la nostra radio, quando Salvini prese la guida della Lega nel 2013, la nostra radio era di fatto l'unico vero strumento che la Lega e Salvini avevano per comunicare all'esterno, visto che eravamo ostracizzati praticamente da tutti i grandi media. Quel percorso è stato coadiuvato dai social media, che sono stati lo strumento principale del successo di Salvini, primo tra tutti, tra i politici, tra i leader a utilizzare questo strumento. Oggi chiaramente stiamo valutando quali possono essere gli altri strumenti, perché i social media oramai sono abbastanza gettonati sul fronte della politica. Quindi ringrazio Manzoni che ci sottolinea come sia necessario un impegno ancora maggiore. C'è da dire che tutto il modello mainstream chiaramente cerca di tacitare quanto è avvenuto nei confronti di Salvini. Lo stanno facendo purtroppo anche i canali Rai, che anche qui la bacchetta magica non esiste. Oggi sono ancora governati per la stragrande maggioranza da personaggi di area di sinistra, e francamente su questo sarebbe doveroso fare un po' di più, ma qui la maggioranza, come sapete, è varia. Sì, apriamo un altro capitolo che non abbiamo il tempo di affrontare, affronteremo magari. Intanto io ringrazio Alessandro, il tempo vola, naturalmente questa rubrica è troppo breve e dobbiamo allungarla. Grazie ad Alessandro Morelli, buona giornata Alessandro, buon lavoro. Buon ascolto. Tra poco con voi il direttore responsabile Giovanni Sallusti con Liberamente, e a seguire Gli Scorretti con il nostro amico Carlo Cambi, tra pochi minuti.